Forte presa di posizione del presidente dell'ANCI, Associazione Nazionale Costruttori Edili della provincia di Agrigento, Carmelo Salamone, relativamente agli annunci e alle spettacolarizzazioni della riapertura di infrastrutture chiuse ormai da anni e consegnati alla cittadinanza con enormi ritardi e che sta assumendo per Salamone i contorni della tragedia più che della farsa. Non è più infatti tollerabile, afferma il presidente dell'ANCE, che senza che si forniscano risposte ai territori sul perché abbiamo dovuto subire disagi, pericoli e danni economici più o meno diretti, si annunciano inaugurazioni con tanto di autorità presenti, rinfreschi d'occasione alle quali annunciamo fin da subito che continueremo a non partecipare. Carmelo Salamone, che più volte in passato ha denunciato la pesante situazione delle infrastrutture della nostra provincia, ma le scelte spesso miopi adottate dalla politica, afferma come in un territorio normale, non così fortemente sottodimensionato da un punto di vista infrastrutturale, non così in ritardo, non così povero di prospettive, seppur ricco di potenzialità, si potrebbe per amor di patria accettare qualsiasi cosa con benevolenze, visite miracolistiche che riaprono d'incanto opere già completate. Ma non qui da noi, si chieda piuttosto scusa, afferma il presidente dell'ANCE, giacché chi ha ruoli di governo ha la responsabilità di tutto, anche di ciò che ha ereditato, e soprattutto si forniscano risposte su eventuali inadempienze a tutti i livelli. Salamone si chiede perché un'opera è stata chiusa, quanto tempo è stato necessario per affidare i lavori, quanti sono durati, sono stati rispettati i tempi, se no di chi sono le responsabilità, chi avrebbe dovuto vigilare. Ma il presidente dell'ANCE continua ancora su tematiche connesse più recentemente, ad esempio al decreto semplificazioni, fortemente contestato proprio dall'associazione. Per Salamone è passato un messaggio certamente errato, se non pericoloso, che l'unico obiettivo da portare avanti sia quello di giudicare i cantieri con rapidità, anche venendo meno agli obblighi di trasparenza e di sana concorrenza. Il presidente dell'ANCE Salamone afferma, come abbiamo già detto in passato, che questo sistema rischia di alimentare la corruzione e l'illegalità, fornendo eccessivo potere agli enti locali nella scelta di chi dovrà svolgere i lavori. Non solo, continua Salamone, il rischio è che si aprano 1000 cantieri e se ne vedano davvero completati una sparuta minoranza. La nostra, conclude il presidente dell'ANCE Salamone, non è una caccia ai colpevoli e non è nemmeno un non voler riconoscere eventuali meriti a chi con funzioni di governo possa aver avuto un ruolo nell'affrontare determinate soluzioni anche in prima persona. Il nostro appello è semplice: meno annunci, più strade sicure, più trasparenza negli appalti.